La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Puntata davvero importante quella di questa sera, dedicata alla web reputation. Con la digitalizzazione dell'economia e l'espandersi dei social si tratta di un concetto, di una realtà davvero importante per le aziende e per i lavoratori. Ne parliamo questa sera con Roberta Mazzola, responsabile della formazione di MAV. Benvenuta qua. Grazie. A Friuli Lavoro. E la web reputation è diventata sempre più importante, Mazzola, e lo è diventata soprattutto anche nel processo di selezione. Ma può spiegare ai nostri telespettatori di che cosa si tratta esattamente? Sì, la rete rappresenta oggi il primo mezzo di branding più utilizzato. Questo vale per le aziende e per i prodotti, ma vale anche per le persone. In questo caso parliamo di personal branding e gli strumenti messi a disposizione dal web contribuiscono a creare quello che viene chiamata la reputazione digitale, la cosiddetta web reputation. Lo scopo è quello di renderci visibili, riconoscibili e ben reputati agli occhi di chi cerca il nostro nome sul web, che è una modalità di verifica di profilo candidato sempre più utilizzato nel processo di selezione del personale. Ecco, ma quindi il web come può aiutare una persona, visto che parliamo di personal branding, a trovare un lavoro? E come può aiutare una persona a non perdere un lavoro? Anche no? questo è vero. Perché sono stati casi anche in questo senso. La maggior parte dei professionisti utilizza almeno un canale online per la ricerca di personale per tre motivi principali: individuare CV, allargare il bacino d'utenza e individuare candidati in modo estremamente mirato. Altresì chi cerca lavoro passa l'80% del proprio tempo nel web, tendenzialmente su bacheche online piuttosto che su aree dedicate dei siti aziendali, ma sempre più sta crescendo l'utilizzo dei social. Ecco, quali sono i canali social più gettonati per chi cerca un lavoro e voglio dire, vuole quindi promuoversi? LinkedIn è tra i social più conosciuti, sviluppati specificatamente per il networking aziendale, per il networking professionale. Permette di inviare CV, permette di mostrare il proprio grado di istruzione, di formazione e di sottolineare quali sono i propri punti di forza professionali. Quindi per questo consigliamo di prestare particolare attenzione nella compilazione di questo profilo. Altresì esistono altri social, forse anche più conosciuti, Twitter, Facebook, Snapchat, sono social che di fatto raggiungono una platea di destinatari molto ampia, pertanto è importante prestare particolare attenzione alle informazioni che si condividono, ai foto, ai video che si postano e alle informazioni che appunto passano attraverso questa rete. È importante essere coerenti tra la vita sociale e quello che poi noi vediamo nel CV. Ecco, mi pare che abbia ben risposto alla domanda. Quindi, entrando ancora più nel dettaglio, voi come recruiter che cosa esaminate nel profilo social delle persone e quindi dei potenziali candidati? Facebook è utile per capire la personalità e il valore del brand. Esaminiamo ad esempio quali pagine aziendali il candidato segue, che interessi ha e su quali pagine mette like, cosa ha pubblicato e quali foto. Cerchiamo appunto, come dicevo prima, coerenza tra quanto dichiarato nel CV e il comportamento sociale. Quindi in definitiva, Mazzola, qual è il suo suggerimento per i telespettatori che ci stanno guardando e che magari andranno a implementare i loro profili social? È importante essere consapevoli che anche i social sono una vetrina professionale e giocheranno un ruolo sempre più rilevante nel processo di selezione. Prenderli a leggera può costare un posto di lavoro o addirittura una carriera. Gestirli in modo intelligente, anche attraverso un networking professionale di livello, invece può portare molto lontano. Grazie mille Mazzola per questo importante contributo e ci vediamo alla prossima puntata di Friuli Lavoro. Grazie a voi. Grazie. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.